Oggi celebriamo una festa che ci ricorda un evento storico di grande importanza, la vittoria dei cristiani contro i turchi nella battaglia di Lepanto nel 1571. Questa vittoria è stata attribuita alla Santissima Vergine Maria, poiché mentre i combattimenti infuriano a Lepanto, in tutta la cristianità si pregava il rosario. Milioni di fedeli, guidati dal Papa, si unirono in preghiera affinché la minaccia degli infedeli non si diffondesse nelle nostre terre. L'armata cristiana, nonostante fosse in inferiorità numerica, affrontò il nemico con fede e determinazione, infliggendo una sconfitta che avrebbe segnato per sempre la potenza turca sul mare. Ma concentriamoci sull'arma che ha trionfato in quella memorabile occasione, il rosario. Le sue origini sono antiche e risalgono all'uso degli anacoreti dei primi secoli e dei frati laici che, non potendo recitare i 150 salmi dell'ufficio divino, li sostituivano con altrettanti Pater Noster. Nel XII secolo l'Ave Maria si aggiunse al Pater Noster e ben presto i due si alternarono. Successivamente vennero introdotti i misteri della vita di Gesù e dopo 10 Ave Maria il Gloria Patri. Così si è giunti alla forma attuale del rosario. Il merito di diffondere la devozione del rosario spetta a San Domenico. Si narra che durante la sua predicazione contro gli albigesi, la Santissima Vergine gli apparve consegnandogli una corona e dicendogli che con quella arma avrebbe sconfitto l'errore. Il grande predicatore diffuse la pratica del rosario tra i fedeli, ottenendo risultati magnifici che sono registrati nella storia. La Santissima Vergine ha confermato più volte l'eccellenza del rosario attraverso prodigi, apparendo con la corona in mano a Lourdes e Fatima. Il rosario è senza dubbio la devozione più facile e cara, un intreccio di preghiere che ogni bambino impara sulle ginocchia della madre. Il Pater, insegnatoci da Gesù parola per parola. L'Ave Maria, composta dalle parole con cui l'Arcangelo Gabriele e Santa Elisabetta salutarono la Beata Vergine. Il Gloria, inno di lode e ringraziamento alla Santissima Trinità. Queste dolci preghiere si intrecciano con la meditazione dei momenti più significativi della vita di Gesù e Maria. I misteri sono l'anima del rosario. Infatti, lo scopo di questa santa pratica è quello di ricordarci i divini misteri che ogni cristiano dovrebbe sempre avere presenti, affinché ci spingano alla gratitudine per i benefici divini e ci aiutino a valutare se la nostra vita è conforme ai modelli contemplati. Per ottenere i frutti desiderati, dobbiamo recitare il rosario con calma e devozione. Mentre le nostre labbra ripetono l'Ave Maria, la nostra mente dovrebbe meditare sui misteri assegnati a ogni decina e trarre da essi gli insegnamenti pratici più importanti. Carissimi, il rosario è un dono prezioso che possiamo coltivare nella nostra vita spirituale. È un modo per avvicinarci alla Santissima Vergine Maria e a suo Figlio Gesù, per trovare conforto, guida e protezione. Preghiamo affinché il rosario continui ad essere una fonte di grazia e di pace per tutti noi e che la sua devozione si diffonda sempre più nel mondo intero. Che la Santissima Vergine Maria ci accompagni lungo il cammino della preghiera e della santità. Amen.
La festa del Santo Rosario ci ricorda un evento straordinario nella storia della cristianità: la vittoria della flotta cristiana contro i turchi nella battaglia di Lepanto. Quel giorno una minaccia devastante si stava per abbattere sull'Europa. L'esercito ottomano, forte e numeroso, si preparava a portare distruzione e a espandere il suo dominio. Tuttavia, la cristianità, seppur inferiore in numero e risorse, rispose con fede, unendosi nella preghiera del Rosario guidata dal Papa e sostenuta da milioni di fedeli. In tutta Europa, uomini e donne, poveri e ricchi, alzarono i loro cuori alla Vergine Maria, implorando la sua protezione. E fu proprio lei, la regina del Santo Rosario, che rispose a quelle preghiere con un intervento straordinario. Mentre i cristiani combattevano in mare, i fedeli sulla terra recitavano il Rosario con devozione, e l'esito della battaglia cambiò in modo miracoloso. La vittoria non fu solo un trionfo militare, ma una testimonianza del potere della preghiera e della protezione della Madonna. Per questo motivo, San Pio V, il Papa di allora, istituì la festa della Madonna della Vittoria, che 2 anni dopo fu rinominata come festa del Santo Rosario. Questa vittoria, attribuita alla Madonna, ci invita a riflettere sull'arma spirituale che permise quel miracolo, il Rosario. Questa devozione, che ha radici antichissime, risale agli anacoreti dei primi secoli e ai frati che, non potendo recitare tutti i salmi, sostituivano le loro preghiere con i Pater Noster. Con il tempo, alla recita del Pater si aggiunse l'Ave Maria, poi il Gloria Patri, fino ad arrivare alla forma che conosciamo oggi. Fu grazie a San Domenico che il Rosario si diffuse ampiamente tra i fedeli. La tradizione racconta che la Vergine Maria stessa apparve a San Domenico, dandogli una corona e dicendogli che, con quella preghiera, avrebbe combattuto e vinto gli errori e le eresie che minacciavano la fede. Da allora, il Rosario ha accompagnato i cristiani nei momenti di prova come una guida e una fonte di forza. La Madonna, apparendo in diversi luoghi come a Lourdes e a Fatima, ha confermato la potenza di questa preghiera, presentandosi spesso con la corona del Rosario in mano, come a indicare che essa è un'arma spirituale invincibile contro le tentazioni, i pericoli e i mali del mondo. Il Rosario, nella sua semplicità, è una preghiera accessibile a tutti. Composto dalle preghiere più familiari e dolci, quelle che ogni bambino impara fin dalla tenera età, il Rosario ci avvicina a Dio e ci immerge nei misteri più importanti della vita di Gesù e di Maria. Ogni decina del Rosario è un'occasione per meditare su un mistero divino, per riflettere su come la vita di Cristo e della Vergine possa ispirare e guidare le nostre azioni quotidiane. Non basta però recitarlo in fretta, come una formula ripetuta meccanicamente. Il Rosario chiede devozione, pazienza e concentrazione. Mentre le nostre labbra pronunciano le parole delle preghiere, il nostro cuore e la nostra mente devono concentrarsi sui misteri che stiamo contemplando. In questo modo, il Rosario diventa non solo una preghiera, ma una meditazione profonda, capace di trasformare il nostro spirito e di orientarci verso una vita più conforme agli insegnamenti di Cristo.
Ogni volta che recitiamo il rosario, siamo invitati a fare un passo indietro dalla frenesia della vita quotidiana, a fermarci per riflettere sui grandi misteri della fede e a chiedere l'intercessione della Madonna perché ci guidi e ci protegga. È una preghiera che ha attraversato i secoli, portando pace, forza e speranza a milioni di persone. E oggi, come allora, il rosario rimane un'arma spirituale potentissima, un dono prezioso che ci permette di avvicinarci sempre di più a Dio attraverso le mani amorevoli della sua Santissima Madre. Preghiera alla Beata Vergine, Maria del Rosario. O Maria, che sei stata scelta fra tutte le donne per diventare la madre del Figlio di Dio, ti rivolgiamo il saluto dell'angelo. Tu sei piena di grazia, e quello di Elisabetta, beata te che hai creduto. Desideriamo celebrare la tua umiltà che attirò lo sguardo di Dio su di te, la tua obbedienza, con cui ti affidasti al Signore per fare la sua volontà e la tua grandezza di madre. Rivolgi i tuoi occhi sulla Chiesa, di cui sei madre e regina, su tutte le comunità cristiane, su coloro che vivono l'angoscia della lontananza da Dio e su coloro che sono provati dalla sofferenza. Dona a tutti la tua benedizione. Amen. Supplica alla Madonna del Rosario. O augusta Regina delle Vittorie, o sovrana del cielo e della terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, in questo giorno solenne, effondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Ave Maria. È vero che noi per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti, col sangue divino, il testamento del Redentore moribondo che ti dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori. Tu dunque, come Madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza. E noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando: Misericordia! O Madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti,
soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani, eppure offendono il cuore amabile del tuo figliolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave Maria. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi, coronata regina, alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti, il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano, ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri. E oggi stesso, da te, aspettiamo le sospirate grazie. Ave Maria. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, o Regina che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento il sommo pontefice, agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata Regina delle vittorie, aggiungi ancor questo, o Madre, concedi il trionfo della religione e la pace alla umana società. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo Tempio. Benedici infine tutti coloro che lavorano e si impegnano per onorarti solennemente nella ricorrenza della tua festa e promuovono con amore la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci riannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisci agli angeli, torre di salvezza, negli assalti dell'interno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne. E l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti. Sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.